Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a te la linea. Ok, buongiorno. Tempo un po' più stretto oggi. Io l'ho saputo poco fa, ma è sempre un piacere far parte di questa trasmissione, quindi prendere parte in questa trasmissione importantissima. Un riscontro importante. Io sapete che sono quello che molto spesso batte cassa, usa questa trasmissione anche per spiegare quello che facciamo e anche se Sara e gli altri conduttori lo fanno sicuramente meglio di me ed entrano più nei dettagli. Io sono quello che un po' tira la riga e dice: ragazzi, abbiamo le missioni, abbiamo gli interventi, abbiamo il programma che stiamo portando avanti grazie a molti di voi che ci aiutano e mi raccomando, continuate a farlo. Umanitariapadana.net è il sito. A destra in alto, sulla destra in alto c'è un tasto rosso che non è un pulsante dove vi vengono prelevati soldi in automatico, non sarebbe possibile, però aprono una pagina dove ci sono 4-5 modalità diverse per darci supporto, per darci aiuto. Non pensiate mai che è poco quello che potete fare, quindi non lo fate. Il poco di tanti diventa tanto per noi, si trasforma in tante missioni, in tanti aiuti e magari nell'anticipare, chiudere prima alcuni progetti che stiamo portando avanti in tante regioni italiane, ma in tanti luoghi nel mondo. Penso all'SOS Cristiani, penso agli orfanotrofi in Terra Santa, penso agli aiuti che sono stati dati e che continuano per i luoghi dove ci sono stati terremoti negli anni scorsi o le alluvioni. Qui anche io sto attraversando adesso l'Emilia per altri motivi, ma ci sono veramente tante azioni che vengono portate avanti nel tempo, soprattutto, brutto da dire, quando i riflettori si spengono. Quando una cosa fa notizia arrivano tante persone, tanti bravi soprattutto a parlare. Dopo, quando succede qualcos'altro, quando passa un po' di tempo, ci si dimentica dell'alluvione, ci si dimentica dei cristiani perseguitati, ci si dimentica dei bambini in Terra Santa, negli orfanotrofi in Terra Santa, ci si dimentica di tante azioni che stiamo facendo nel mondo. E noi non possiamo dimenticarceli, proprio perché abbiamo dato parola, abbiamo messo a budget il progetto e molte volte i programmi non vanno come dovrebbero. C'è da dire una cosa, la radio ancora una volta ha dato testimonianza della sua forza. Molti pensano che Radio Libertà sia ascoltata poco, io posso confermare invece che è molto ascoltata e le persone che ascoltano questa radio sono persone attive, non sono persone che ascoltano intanto che magari fanno anche altro, intanto che ci ascoltano, come oggi, ora, magari c'è qualcuno che sta preparando il pranzo per la famiglia o qualcuno che sta riparando, che ne so io, la sua auto o la sua moto d'epoca per andarsi a fare il weekend da qualche parte. Ci sono tante cose che si fanno, ma posso dire che i nostri appelli qui in radio, i nostri appelli con gli auguri che sono stati fatti di Natale, che facciamo ogni anno, hanno risvegliato e riacceso la donazione volontaria, che è quella che ci permette di accelerare sugli aiuti che diamo. Quindi mi raccomando, continuate anche voi a darci una mano. Il sito internet, io adesso non ho qui a memoria il numero di conto corrente o il numero dell'IBAN bancario, ma potete tranquillamente andare sul sito internet tramite anche il vostro smartphone, e dove c'è il tastino rosso in alto a destra per le donazioni,
andate a vedere quali sono le modalità, ci sono tutti i numerini ben scritti, potete fare un bonifico istantaneo anche adesso. Ci vuole veramente poco, ma questo poco tempo e questa risorsa che ci darete verrà utilizzata nei nostri progetti, oppure se voi avete a cuore, perché capita che qualcuno decida ogni tot tempo di dare una quota su un aiuto specifico, scrivetelo nella causale, perché no? È capitato e capita costantemente anche questo, che c'è chi ha preso a cuore, come anni fa c'erano alcuni progetti dedicati alla scolarizzazione di alcune ragazze in paesi dove è difficile far studiare le ragazze, dove si è pagata l'emancipazione di queste ragazze, si sono pagati a volte anche la libertà di alcuni bambini. Non tutto il mondo gira come vorremmo, ma i modi per farlo girare nel modo giusto anche lì ci sono, e a volte passano attraverso un aiuto anche economico che ci permette di costruire in quei luoghi quella forza lavoro e quella speranza soprattutto, che poi evita a tanti disperati di credere nelle favole e pagare qualcuno per mettersi oppure fare debiti con qualcuno per mettersi su un barcone e venire a fare altro poi qui, perché gli uomini fanno una cosa, le donne vengono usate per fare altro. Quindi riuscire ad aprire una speranza a queste persone per farle lavorare, farle vivere nella loro terra, nella loro patria, questo secondo me è la cosa più bella e più sana che si può fare. Aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, un motto sempre più vero e sempre più forte, sempre più vivo nella nostra associazione. Quindi che dire in questi 15 minuti che mi hanno regalato oggi mentre sto viaggiando, è un aiuto importante, importantissimo. Avete un progetto dei nostri già in mente, scrivetelo e questi fondi verranno destinati a quello. Non sapete o volete sapere qualcosa di più, chiamate in ufficio, nei contatti sempre sul sito internet, quindi sia da smartphone che da computer potete trovarli, trovate i contatti, domani, dal lunedì al venerdì potete chiamare in ufficio e vi rispondono, e magari potete fare la domanda giusta, chiedere a quali progetti posso partecipare, quali sono i progetti più urgenti, quali sono i progetti più vicini al mio pensiero, all'aiuto che io vorrei dare. E troverete sempre persone disponibili a darvi l'informazione giusta. Diverso è se qualcuno vuole aiutarci e supportarci invece nel lavoro manuale, quindi nel lavoro di magazzino, aiutarci, quindi in quel caso è molto meglio prendere contatto proprio con l'ufficio e coordinarsi, se qualcuno ha qualche ora da dedicare a organizzare le nostre attività, o perché no, nelle prossime missioni qualcuno che vuole partecipare con noi alle nostre missioni, c'è un po' di attività da fare, non è così facile e immediato, ma il piacere di partecipare ad alcune missioni io le ho vissute ed è qualcosa che in alcuni casi ti cambia il modo di pensare, anche di pensare all'aiuto, perché spesso si pensa di chiudere un aiuto, ho fatto il mio bonifico, ho versato i miei 20 euro, i miei 50 euro, quello che potevo, insomma, in quel momento, ho aiutato. Diverso è quando si dà un aiuto, si va poi a portare l'aiuto a destinazione, magari lo si accende pure l'aiuto che si ha dato, perché molte volte sono stati consegnate attrezzature, quindi attrezzature per creare un'officina, quindi si è andati là a fare anche il corso agli operatori per spiegare come funzionano gli attrezzi, come funzionano gli utensili, come funzionano e come devono essere utilizzate alcune attrezzature. Si fa sempre
sempre tanta fatica a organizzare, c'è sempre tanto lavoro per organizzare questi aiuti, ma vi assicuro che lasciano il segno nelle persone, lasciano il segno anche dentro di noi, e è tanto, si potrebbe dire tanta roba, no? È tanto quello che si può fare. Quindi mi raccomando, diamo il segno anche in questo sabato, è un attimo, quindi con l'home banking si può fare veramente sia sulle poste con un versamento volontario, sia con un aiuto fatto usando l'IBAN, i 2 IBAN dell'associazione. Si può fare anche adesso mentre mi state ascoltando, quindi si può fare veramente molto. E mi raccomando, come ho detto prima, se avete un'idea o siete interessati a un'opera in particolare, scrivetelo. E probabilmente l'ufficio potrà anche, qualcosa già anche sui nostri social, ci trovate, quindi anche sui social, quindi molte missioni sono ben descritte anche con fotografie, video, relazioni. Altre invece le trovate sul sito internet, che è sull'archivio stanno lavorando, piano piano l'archivio viene riempito delle migliaia di fotografie, video e relazioni che abbiamo su tutte le missioni che stiamo facendo e che facciamo da anni, quindi c'è veramente tanto da vedere, tanto da fare, e purtroppo per come alcuni governi stanno lavorando ci sarà sempre di più da fare, senza mai l'aiuto è una cosa semplice, è una cosa semplice che fa bene. Io parlavo anche mesi fa, dell'aiuto più semplice che si può dare, quello di guardare fuori dalla finestra, la finestra del vicino, no? Se la vedete aperta, chiusa, se riuscite a salutarlo al vicino, se ci parlate, se ci andate a bere un caffè. A volte ci vuole veramente poco per aiutare qualcuno. L'aiuto a volte è anche una semplice chiacchiera, no? È anche una chiacchierata, sono quei 10 minuti, quella mezz'ora dove ci si ferma e ci si racconta un po'. Si può aiutare in centinaia di modi differenti. Dobbiamo avere gli occhi aperti, il cuore anche aperto a queste azioni, e il bene sarà la cosa più bella che vi tornerà indietro. Quindi io l'ho sempre detto, è il più grande stipendio che ho sempre visto come ritorno. I sorrisi, i ringraziamenti e saper di aver fatto qualcosa di veramente buono e di importante. Qualcosa per costruire, mai per distruggere, sempre per costruire e proteggere. Questo è costruire, a volte ricostruire, come succede quando ci sono i luoghi alluvionali, luoghi dove succedono calamità naturali e si corre. Noi corriamo dopo, abbiamo detto tante volte, corriamo quando stanno andando via tutti, contattiamo il luogo, contattiamo le persone di riferimento e chiediamo loro qual è l'aiuto che serve. A volte molti vanno con strutture grandissime, megagalattiche, e poi l'aiuto che serviva era qualcosa di semplice, come nella zona del Forlivese l'anno scorso, mi sembra, dove la prima cosa che ci chiesero erano le biciclette, perché le macchine non potevano, di macchine e automobili non ce n'erano più, che giravano tutte in un piazzale, tutte piene di fango, quindi quello che chiedevano se c'erano delle biciclette. E quello si va, e poi va bene, elettrodomestici e altre cose. Quelli sono gli aiuti che si portano, bisogna ascoltare e fare. Noi questo l'abbiamo imparato bene, sappiamo come fare. A volte, come oggi, in questo periodo, ci serve un aiuto in più, quindi dateci una mano, chiedeteci o informateci di un aiuto che possiamo magari organizzare, e sarà il nostro piacere potervi supportare. So, regia, che siamo verso la fine, giusto?
dovremmo essere all'ultimo al minuto. E saluto tutti, ci sentiamo presto, spero che la regia nel frattempo mi dia un riscontro. Sì, eccomi. Sì, Eccomi. giusto qualche secondo e chiudiamo. Ok, siamo ai saluti, ci sentiamo nella prossima, magari sarò più organizzato con qualche report di quello che stiamo facendo, o comunque lo farà Sara nelle prossime trasmissioni. Un abbraccio a tutti voi, un buon fine settimana e alla prossima. Avete ascoltato Umanitaria Padana